Nome Andrea, cognome Crisanti, nato a Roma il 14 settembre 1954. Professione: direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera. È l'uomo dei tamponi, quello che per primo in Europa ha messo a punto un kit per individuare il Covid quando ancora non c'erano casi e dalla Cina arrivavano i primi allarmi. Il nome di Andrea Crisanti è legato soprattutto a Vo, laddove tutto cominciò a fine febbraio. Portato sul palmo della mano dal governatore Zaia all'inizio della pandemia, poi scaricato all'improvviso quando il professore ha cominciato a criticare un sistema diventato per molti un modello. Io non mi pento di nulla, non mi pento nemmeno di essere, di averlo criticato, perché ecco, su una cosa che io tengo è la mia libertà personale, cioè non mi piega niente. I primi attriti quando l'azienda Zero ha minacciato di mandargli il conto per i troppi tamponi effettuati. Poi è stata un'escalation di botte e risposte a distanza. Zaia non lo ha mai attaccato direttamente, forse cosciente della popolarità e del seguito raccolto da Crisanti in pochi mesi. A volte il genio, sregolatezza, no? Però si sta fino al momento in cui poi ci sono invasioni di campo e cominciano ad esserci problemi. Parliamoci chiaro, il nostro governatore ha cambiato rotta. Laurea alla Sapienza di Roma, specializzazione in Svizzera e poi 20 anni di studi a Londra. Crisanti torna in Italia a Padova nel 2017 e viene salutato come un cervello rientrato. In mezzo all'universo di scienziati, esperti virologi che imperversano nei giornali e nelle televisioni, da molti è considerato un ortodosso. I più critici lo accusano di essere un allarmista della prima ora. Siamo di fronte a una cosa senza precedenti e che quindi richiede misure senza precedenti. Diventa consulente della Procura di Bergamo che indaga su responsabilità e gestione degli ospedali. La politica lo tira più volte per la giacchetta. Il ministro D'Incà lo vorrebbe in corsa per il seggio al Senato. Il candidato del PD al posto di Zaia nel ruolo di commissario per l'emergenza in Veneto. Lui ringrazia ma rifiuta la politica per restare uno scienziato e nemmeno al governo giallo-rosso le manda a dire. Non si può dire ai cittadini, abbiamo fatto tutto, abbiamo bloccato le frontiere, abbiamo fatto la temperatura, siamo i migliori e poi improvvisamente scoppia questo casino. Appassionato d'arte, nonostante l'aspetto da duro riesce a emozionarsi e lo fa in almeno 2 occasioni, sul palco di Vo e in comune a Padova quando il sindaco gli consegna il sigillo della città. Quello che ricorderà per sempre, i gesti di un bambino e le parole di suo papà quando a Vo fu il turno del terzo tampone. Mi ricordo sempre un padre che diceva a un bambetto che non lo voleva fare, che gli diceva no, ma lo devi fare per l'Italia, capito? Professor Crisanti, ci siamo dentro fino al collo, lo dicono le cifre di tutti i giorni e non le impressioni. Già il fatto che prima di iniziare questa intervista lei abbia detto teniamoci le mascherine perché il virus è forte, è potente in questo momento, la dice lunga. Perché è accaduto tutto questo? Perché ci siamo trovati di nuovo dentro fino al collo? Penso che i numeri parlano chiaro e sono i numeri stessi, a mio avviso, un atto, se non di accusa, sicuramente di rimprovero per tutto ciò che non è stato fatto per consolidare i vantaggi che avevamo ottenuto durante il lockdown. Sicuramente il lockdown ha funzionato, ci sono stati dei giorni e delle settimane che avevamo poche decine di casi al giorno e non abbiamo sfruttato questa finestra temporale per, chiamiamola così, per chiudere la partita col virus. Quello che avremmo avuto bisogno era di un sistema di sorveglianza nazionale con una fortissima integrazione e capacità di intervenire sul territorio. Per fare che cosa? Per bloccare le catene di trasmissione. Ora questa sembra una cosa astratta, però c'è un processo ben studiato e efficace per bloccare le catene di trasmissione che, faccio chiarezza subito, non è il contact tracing, perché il contact tracing è molto inefficace. E mi permetta di spendere 2 parole sul contact tracing perché magari aiuta anche le persone a visualizzare che cos'è questo contact tracing di cui tanto si parla. Allora, abbiamo una persona che si è infettata e che più o meno sta male, può essere sintomatico fino a avere problemi respiratori. A questo punto questa persona viene interrogata e gli si chiede
chi ha visto negli ultimi 5 giorni. E qui abbiamo due problemi. Uno legato alla memoria della persona, che chiaramente non è facile ricostruire quello che uno ha fatto negli ultimi 5 giorni, specialmente poi se uno è preoccupato che emotivamente è un po' sopraffatto dalla consapevolezza di stare male. E in più c'è anche un problema di privacy, perché sono in genere domande abbastanza invasive, in cui molto spesso la persona coinvolta non risponde o è reticente. E quindi di fatto, e qui abbiamo la prima, chiamiamola così, problematica del contact tracing, proprio di recupero dati. Dopodiché questi dati vengono passati a un'altra persona, la quale incomincia a fare le telefonate. Deve prima recuperare i numeri di telefono, poi incomincia a fare le telefonate e incomincia a rintracciarle. Una volta rintracciati li invita a rimanere a casa. Dopodiché la pratica passa a un'altra persona ancora che deve monitorare queste persone che effettivamente stanno in quarantena e se accusano sintomi assisterle, mandare altre persone a fare il test e così via. Va bene, questo diciamo in grosso modo è una catena infinita. Diventa una catena infinita, come ha detto bene lei. Poi io l'ho schematizzato, ma di fatto è molto più complesso, perché poi accanto c'è tutto un sistema manageriale, un sistema informatico e così via. Quindi una singola persona che sta male a valle genera una quantità di lavoro gigantesca, per di più su informazioni parziali. Quindi di fatto il contact tracing purtroppo ha un'efficienza molto bassa. Senta professore, tornando al perché di questa situazione, è una situazione che è stata generata dai nostri comportamenti estivi, da chi ha comunicato male, da chi ha fatto credere in qualche modo che a maggio con il calo delle terapie intensive, i contagi spariti, eccetera, fosse finito tutto? Guarda, in genere ci sono sempre più cause, no? Lei ne ha evidenziate alcune. Sicuramente il comportamento, la mancata adesione a misure di distanziamento ha avuto il suo ruolo. Incoraggiato, come lei ha accennato, al fatto che alcuni colleghi hanno veicolato il concetto che il virus in qualche modo fosse clinicamente morto e questo in qualche modo è servito per giustificare determinati comportamenti, però mi permetta, guardi, il problema principale è che l'Italia non si è dotata di un sistema di sorveglianza in grado di fare quello che ho spiegato prima del network testing, tant'è vero che preoccupato di questa cosa poi ad agosto, prima con una serie di colloqui informali con alcuni membri del governo e poi successivamente per iscritto ho proposto un piano proprio per affrontare questo, chiamiamolo così, questa lacuna, a questo volevo arrivare. Perché l'Italia è arrivata totalmente impreparata a consolidare i risultati. Non si può pensare che il consolidamento dei risultati di un'epidemia di questa portata sia lasciato al comportamento dei singoli. Guardi, non è possibile, non esiste una cosa del genere. Certo. Senta, professore, ecco, una cosa di cui si parla in questi giorni, anzi si parla già da qualche tempo, il virus di adesso, meno virulento di prima o è lo stesso virus o è addirittura più cattivo, mi passi questo termine? Vabbè, allora, tutti gli organismi che si riproducono, compresi i virus, nel processo di riprodursi commettono degli errori di trascrizione, quindi diciamo questo libretto di istruzioni che hanno, che è il materiale genetico del virus, di fatto nel momento in cui si copia introduce degli errori, come facevano gli amanuensi nel 1500, no, 1300, non nel 1500, nell'VIII secolo fino al 1200, quando copiavano introducevano degli errori involontari, vabbè, la stessa cosa. Il problema allora è questo. Come tutti gli organismi che si riproducono, anche il virus è soggetto a una pressione selettiva, cioè si avvantaggia la variante, cioè l'errore, che conferisce un vantaggio selettivo, un vantaggio competitivo. Allora, facciamo un piccolo esercizio. Supponiamo che noi abbiamo due virus, uno con
un R0 di 2, mo immagino che tutti quanti avranno un po' di familiarità con questa terminologia, cioè l'R0 è la misura della capacità di moltiplicazione, di trasmissione del virus, cioè R02 significa che una persona ne infetta 2, R04 significa che una persona ne infetta 4, va bene? Allora, supponiamo che abbiamo due virus, uno con R02 e uno con R04. Dopo 5 giorni, che è il tempo di replicazione, supponendo che partiamo da una persona infetta, dopo 5 giorni il virus che c'è R02, chiamiamo così la variante A, ci sono 2 persone infette. Il virus che c'è R0,4, variante B, ce ne sono 4. Dopo altri 5 giorni, che succede? Che il virus che c'aveva R02 sono diventati 4, quello che ce n'aveva 4 sono diventati 16 e così via. Dopo un po' di tempo il virus che c'aveva un R0,2 non esiste più, perché il vantaggio competitivo era dato dal virus che si trasmetteva più facilmente. Perché dico questo? Perché in una situazione come quella che stiamo vivendo si avvantaggiano i virus che di fatto hanno una capacità di trasmissione più elevata e in generale anche i virus più virulenti. Quindi può capitare che magari il singolo scienziato isoli da un paziente un virus che magari è meno virulento, ma questo virus c'è una probabilità bassissima di espandersi a tutta la popolazione. Quindi quando bisogna sempre vederli in prospettiva. Poi ci sono stati anche numerosi studi fatti su scala anche direi quasi continentale su virus animali che hanno documentato che si selezionano all'inizio solo i virus più virulenti. Senta professore, sono iniziate nuove misure di restrizione, prima l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio, adesso alcune regioni hanno attivato autonomamente dei coprifuoco. Sono comunque strumenti utili che però, da quello che capisco, insomma, non sono quelli che poi risolveranno la situazione. Guardi, il virus si trasmette sfruttando il comportamento sociale delle persone, quindi più contatti, più opportunità per il virus di trasmettersi. Queste misure che lei ha citato hanno l'obiettivo proprio di diminuire la frequenza dei contatti sociali, quindi un impatto probabilmente ce l'avranno, ma al momento attuale nessuno sa quanto sarà forte questo impatto e entro quanto tempo questo si manifesterà. Noi sappiamo che con un lockdown particolarmente rigido la trasmissione si blocca, ma si blocca perché impediamo al virus di trasmettersi da una persona all'altra. Il lockdown, lei pochi giorni fa ha detto che sarebbe utile un lockdown natalizio per resettare la situazione e poi probabilmente per procedere con quella sorveglianza a cui faceva riferimento prima. Questo l'ha detto qualche giorno fa, ma siccome ogni giorno cambia qualcosa, secondo lei questo procedimento bisognerebbe anticiparlo? Quando c'erano 4.000 casi ho detto se la dinamica di trasmissione del virus si mantiene su questi livelli un lockdown a Natale è nell'ordine delle cose, non ho detto si farà, certo, nell'ordine delle cose. Non è che ho detto suggerisco di fare, ho detto come se fosse una cosa inevitabile, non è che per carità io non sono né a favore né contro il lockdown. Io sono per dare al nostro paese un sistema che gli permetta di convivere col virus. E non è questo il modo, va bene? Questo non è né il lockdown né fare finta che il virus non esista, non è nessuno dei due. Ora, avevo detto che con quella dinamica che era tutto sommato abbastanza lenta, devo dire, e sono rimasto sorpreso perché io l'ho detto che era una settimana fa, mi pare. Sì. Siamo passati da 4.500 a 15.000, quindi obiettivamente devo dire la verità, sono rimasto sorpreso perché pensavo che il nostro sistema di sorveglianza sul territorio potesse in qualche modo
contrastarlo, invece obiettivamente con 4.000 casi Quindi a questo punto era già sbriciolato, già non diventa funzionava quasi più un niente. obbligo, pur non piacendole il Guardi, provvedimento. posso dire una cosa, il problema è questo: se noi facciamo un lockdown adesso, rigido, con l'obiettivo di riportare il virus a trasmissioni tipo quelle che avevamo a giugno, penso che sia inutile. E lo dico perché è inutile, perché una volta finito il lockdown non abbiamo gli strumenti per consolidare i risultati, quindi sarebbe un sacrificio inutile. Quindi penso che forse la cosa migliore da fare è cercare di rallentare fino al punto in cui non siamo pronti con il piano di sorveglianza, e a quel punto sì che vale la pena, perché appena usciti abbiamo gli strumenti per consolidare, altrimenti faremo avanti, indietro, cioè faremo questa altalena tra picchi di casi, misure restrittive, picchi di casi, misure restrittive. Cioè Quindi in questa fase lei dice sostanzialmente che guadagniamo tempo. è meglio, sì, ma in questa fase, quindi come arma, il buon senso, i comportamenti e anche gli inviti che vengono lanciati dal governo. Sicuramente il comportamento, ma anche queste misure che lei ha citato sicuramente un impatto ce l'avranno, ma non avranno l'impatto di risolvere, di riportare la trasmissione ai livelli di maggio-giugno. Su questo spero di essere smentito, ma non ci credo che riusciremo con queste misure semipalliative a riportare la trasmissione ai livelli di maggio-giugno. Però nel momento in cui noi dovessimo avere un sistema di sorveglianza nazionale in grado di consolidare i risultati e bloccare le catene di trasmissione, una volta, allora sì, vale la pena, perché allora a quel punto noi avremo gli strumenti per bloccare la trasmissione dopo un chiamo così, pausa, reset, lockdown. Quindi in questo momento non ne vale la pena, è un sacrificio Il talmente lockdown grande. totale quindi no. Direi il lockdown totale in questo momento no. In questo momento non Però provvedimenti, chiamiamoli sartoriali, che ogni singola regione potrebbe adottare, potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione. Guardi, secondo me noi dobbiamo alleggerire, come ha detto bene lei, secondo me è proprio un concetto giusto questo, alleggerire la pressione, guadagnare tempo per prepararsi a consolidare poi gli effetti di un possibile, chiamiamo così, reset, lockdown. Guardi, io ho parlato di Natale perché Natale ha tutta una serie di ingredienti interessanti che farebbero in qualche modo diminuire anche l'impatto del lockdown, no? Cioè, lei pensi, le scuole sono chiuse per 3 settimane, si aggiunge una settimana, non è che facciamo chissà che danno agli studenti. Molte attività produttive sono a scartamento ridotto, si cerca di implementare misure e di restringere le misure di sicurezza per l'accesso ai negozi in modo da non danneggiare le attività commerciali, e vede che tutto comincia a far senso allora a quel punto, no? Si limitano i movimenti da una regione all'altra che contribuirebbero a innescare e alimentare la trasmissione. Cioè, a questo punto è chiaro che non è che sto parlando di una cosa punitiva, sto parlando di un'opportunità che in qualche modo si allinea agli interessi di tutti e non danneggia tanto. Per questo avevo ipotizzato Natale, perché c'ha tutti questi ingredienti favorevoli, no? Certo. Senta, quindi in questo momento abbiamo sentito l'altra sera il ministro Speranza invitare insomma, gli italiani a stare a casa, cioè a limitare le uscite, cosa che ha ribadito a poche ore dopo anche il Presidente del Consiglio. Quindi dobbiamo essere noi ad autoregolarci prima di tutto. Ma guardi, evidentemente se questa è l'arma che hanno in mano c'è da essere preoccupati. Molto preoccupati. C'è da essere preoccupati, perché voglio dire, io da un governo mi aspetto di più che un invito a rimanere a casa, specialmente dopo aver perso 8 punti di PIL e aver costretto gli italiani a stare a casa 3 mesi, no? Senta, lei, parlando di governo, aveva presentato tempo fa un piano al governo, un piano che è rimasto nel cassetto e
da quello insomma, che si sente in giro potrebbe essere ripreso in mano in queste ore. Ha avuto segnali di questo tipo? Ma sì, ho avuto segnali di questo tipo, diversi gruppi parlamentari si stanno attivando per riproporlo al governo, perché finalmente forse ci si è reso conto che il problema è quello di consolidare i risultati di un eventuale lockdown, non è il problema del lockdown. E guardi, nei prossimi mesi, se non nei prossimi 2 anni, la competitività economica di una nazione come l'Italia si gioca sulla capacità di controllare il virus. Allora, Questo piano non solo permette di abbassare e di contenere la trasmissione dopo un lockdown, ma conferirà un vantaggio competitivo all'Italia, perché noi potremmo lavorare mentre gli altri che non l'avranno impiegato dovranno stare chiusi. Se noi l'avessimo iniziato ad agosto, noi potremmo fare, è un piano che ci vogliono circa 3-4 mesi per metterlo in piedi, quindi probabilmente non sarebbe ancora pronto, però potremmo fare sicuramente a quel punto un lockdown con fare un reset e poi mantenere i livelli bassi. Ecco, del piano del professor Crisanti, cercando magari di toccare quei 2 o 3 punti essenziali, parliamo tra qualche istante.